Signore e signori, buonasera. Qui è Fiammetta Moretti che vi parla dall'aula delle udienze del Tribunale di Capoboi, dove potremo assistere allo svolgimento dal vivo di un processo. Vi sarà data la possibilità di entrare nel vivo di una causa penale, seguendone tutte le fasi, momento per momento. Il processo è ripreso e trasmesso in diretta da Rai 3. Invito quindi il pubblico presente in aula stasera a tenere un comportamento consono alla circostanza. Grazie. Entri la Corte. Il pubblico ministero, dottor Alverio Cao. L'avvocato della difesa, dottor procuratore Alessandro Fois. Il cancelliere, dottoressa Michela Mazzeo. Il dottor Pierfrancesco Locche, ovvero il giudice. Era un triste giorno, agli albori del 1989, e si consumava, fra le mura domestiche di un lugubre sottano, una squallida vicenda di ordinaria violenza. Qui si narra infatti dell'insano gesto commesso ai danni di una giovane sposa che risponde al nome di Adelina Pireddu. Il responsabile di tale atto fu un turpe individuo ben noto negli ambienti più malsani. Grazie al telefono grigio, un vicino di casa, altruista, segnalò alle autorità questo triste caso umano. La parola al processo. L'udienza è aperta. Si alleta il capo di imputazione. Prego, cancelliere. Nel mese di marzo del 1989 la signora Adelina Pireddu subiva reiterati maltrattamenti ad opera del coniuge Mitraglia Salvatore. La parola all'accusa. Grazie, vostro onore. Signor giudice, signori della giuria, comparirà oggi innanzi a voi l'imputato Mitraglia Salvatore, al quale vengono addebitati i reati di cui agli articoli 81, 570, 572 nonché 521 del Codice Penale, e precisamente maltrattamenti in famiglia, atti di libidine violenti commessi reiteratamente ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ai danni della moglie convivente Pireddu Adelina. Alle soglie del 2000, ahimè, ancora una volta ci troviamo di fronte a un caso di violenza e di offesa nei confronti della donna. Fate entrare l'imputato. Imputato? Non c'è. Come volevasi dimostrare, signori? L'imputato non ha neanche il coraggio di presentarsi innanzi a questa corte. Chiedo che venga dichiarata la contumacia dell'imputato. Cancelliere, verbalizzi. Si proceda nella contumacia dell'imputato Mitraglia Salvatore. Chi è l'avvocato della difesa? Sono io, vostro onore. Avrò oggi l'onore di difendere il signor Mitraglia davanti a questa corte e sono certo di poterne provare l'innocenza, in quanto egli è sicuramente vittima di un equivoco o addirittura, chissà, forse di un'ignobile congiura. Grazie, avvocato Fois. Quali sono i testimoni dell'accusa? La prima è Pireddu Adelina, moglie dell'imputato, persona offesa, denunciante e querelante. Entri dunque Pireddu Adelina. Signora, le rubo soltanto un attimo prima della deposizione. Milioni di donne che vivono il suo stesso problema sperano in lei, vedono in lei la liberazione. Signora, lei quando ha trovato il coraggio di dire basta? Ero in casa così, stavo lavando i piatti e ho detto basta, da oggi non li lavo più.
Signori, un problema all'ordine del giorno. Una donna che ne ha viste di cotte e di crude. No, Ci solo dica. solo crude l'ho visto. Signora, la donna oggi è vittima dello stupro. Dello stupro, dell'ignorante e del cretino, perché appena vedono una donna così che ha le mutande larghe ne vogliono approfittare. Secondo Signori- me è sbagliato. Un fiore, signori. Un fiore che nel corso degli anni è stato purtroppo pian piano privato dei suoi petali. Signora, siamo tutte con lei. Coraggio, si accomodi. Si accomodi Prego, lei, signor. che io già sono accomodata. Va. Allora, mi dia le generalità. Dove gliele metto? Cognome. Ah? Cognome. Pireddu, in italiano Pirelli, cioè come vuoi. Pirettu. Nome. Nome Adelina. Consapevole della responsabilità che sommette davanti a Dio, se non credente dagli uomini, giurate di verità, tutta la verità, non la verità, dica lo giuro. L'ultima parola non l'ho capita però. Lo giuro. Ah, lo giuro. Oh, non si capisce bene. La parola l'accusa. Bene, signora Adelina, in occasione dell'ultimo atto di violenza in ordine di tempo, la signora qui presente si rivolse in caserma innanzi al maresciallo Serpisi in Borghese per denunciare l'ignobile comportamento del marito, coperta di lividi. Sì, ne avevo, guardi, ero tutta violaccia proprio. Il maresciallo, dopo accurate indagini, immediato sopralluogo, poté accertare che da anni, i rapporti tra i coniugi Pireddu Mitraglia andavano deteriorandosi. No. Per culminare, il giorno della festa del patrono San Basilio, un giorno di gioia, un giorno di felicità per tutti, in una serie di atti di violenza, attenzioni sessuali contro natura e contro la volontà della stessa, Che mi girava da una parte e dall'altra, ne ha approfittato così. percosse, Per cosa? Non ho capito. percosse, signora, Ah, per quello. insulti, Eh. ingiurie, rapporti carnali oltre ogni misura. Ah. Di fronte al suo comprensibile rifiuto, l'ha massacrata di botte. In botte, scarpe, stivali, quello che trovava lanciava. Non aveva riguardo di niente. Signori, abbiamo di fronte a noi una donna indifesa, È una all'attacco. una donna che ne ha visto di tutti i colori. No, solo crude, solo crude. Io prego la Corte Eccellentissima di notare in quale stato sia ridotta la povera Adelina. E non è che sono in stato Signora- pietoso. Per favore, cerchi di... No. No, per favore, perché lei non deve andare a disprezzare la gente così. Una donna costretta a sbarcare il lunario andando a lavare le scale della caserma dei carabinieri. Solo quello. Un lavoro umile. Umidità, c'era di tutto, guardi, mi veniva persino l'artrite. Le scale della questura. E della compagnia baracellare. Mi oppongo, vostro onore. Questi apprezzamenti sono del tutto gratuiti. A me la signora Pireddu appare come una donna nel fiore della sua maturità. Grazie, signore. Prego, lasci stare. signore. No, È forte come una quercia. grazie. E inoltre non mi sembra di vedere alcuna traccia di sevizie, se non erro. Se non esse. Opposizione respinta. Lei torni pure a posto. Grazie. Proceda, pubblico ministero. Signora Adelina, lei mi perdonerà stasera, ma ho il dovere di mettere il dito nella piaga. Faccia piano. Devo riportarla quindi alla memoria di tristi episodi. Vuole dire al giudice quando è che lei conobbe per la prima volta suo marito? Io lo conobbe. In quale frangente, signora? No, non era un frangente, era In quale circostanza? Non era un circo, non era una stanza, ero in casa mia, che ero in cucina, stavo lavandomi i piatti miei e Sì. allora come stavo lavando, a un certo punto dalla finestra si affaccia questa faccia, un tizio con gli occhi languidi che mi guardava. Il mitraglia. Il mitraglia, sì, mi mitraglia. guardava e... La guardava con Mi gli guard- occhi languidi. poi si avvicinava alla finestra, poi faceva come una specie di scrollata, faceva prrr, così. Ah, poi- danzava Non la lo danza del ventre. Non lo so, insomma cercava di... Di adescarla. Non lo so, e lui poi mi diceva delle parole che non capivo. Ah, e... ho capito, faceva il romantico, faceva il Romeo della situazione e magari un giorno le ha anche chiesto di lanciare la treccia. No, mi ha detto lanciami la carta igienica, Perché? perché lui veniva a pisciare sotto la finestra.
atti osceni in luogo pubblico, signori. Signor giudice, già da allora si notava la natura contorta del mitraglia. No, la natura non si vedeva, perché gli vedeva solo la testa. Signora, approfondiamo il giorno della festa del patrono. Cosa successe tra le quattro mura di casa vostra? In casa Lo mia, dica. Cioè, lui mi ha detto, adesso dobbiamo fare l'amore come Tarzan. L'amore come Tarzan. Mi ha detto, appenditi al lampadario, Appenditi al lampadario, signor giudice. metti la luce rossa, sdondola e poi io sono sotto, tu ti lasci andare e fai l'urlo di Tarzan. Ma cosa mai dobbiamo sentire in questa sede, signori? L'amore come Tarzan? E lei cita, ma non è possibile. È vero, è vero. Cose innominabili e irripetibili, signori. Prestazioni particolari. Eh, Voi avete avuto, signora, 2 figli. sì, 1 e 2 a bordi. No. Vabbè, parliamo dei figli, signora, Sì, che le sono naturalmente stati affidati. certo. Ma il giovedì so che li portava suo marito Si riportava nei posti più brutti, e non al parco certo. e non allo zoo. E dove li portava, signora? Dove li portava? Dove li portava? Dove li portava? No, dove li portava? Lo dica dove li lei. portava? Lo dica lei. Se lo dice lei vince un premio, non dai. so Signora, dica dove li portava. Li portava al bar dove c'erano gli amici suoi a sentire le parolacce. Al bar. E gli signora. dava queste patatine che fanno male allo stomaco. È sufficiente, E gli dava signora. questi popcorni, queste cose che non devono mangiare i bambini. Lo so, signora, è Il sufficiente. lecca lecca. Credo che sia sufficiente. E a questo punto, signora, le dico, la invito a chiedere con precisione al pretore quello che lei ha da chiedere per Mitraglia. Pretore, ti voglio parlare mentre dirigi il verbale. Di capire tua Adelina, Anche se tronchi la schiena, quando si riempie di vino, mi picchia con il frustino. Sia un pretore o te ne prego, metta un freno a questo strego. Illustrissimo pretore, condannate, mitraglia Salvatore, se vede il sole a scacchi, vedrà si calmerà. Io sono una brava ragazza, una cavalla di razza. Quando lui rientra ubriaco, mi mette la testa nel sacco. E se rientra un po' brillo, mi frusta con il coniglio. Sia un pretore, io la prego, metta un freno a questo strego. Signora, io voglio sperare che lei abbia voluto scherzare. Ma via, ma che ci racconta? Ma cosa ci vuol dare a E bere? che ti vuol dare a bere lei, gazzosa? Ma signori, come possiamo credere una donna che lungi dall'essere, come vorrebbe far credere uno stinco di santo, altri non è che una lestofante? E lei è un po' pottamo. Ma stia zitta, lei è una ladra! E perché sono là? Dove ho rubato? Ai Dai. grandi magazzini, è risaputo. Mi oppongo! Ma- Mi oppongo! Un momento, scusi, su 10 donne almeno 7 rubano l'upisi o alla strada. Ma che dice, Quindi io cleptomane? In ogni caso mi oppongo, signori. L'avvocato Foi sta cercando di screditare la testa e Ma portando l'avvocato la non è altro. discussione su un Capo, tema... se e si su un torna per piano metterlo ben che a non schiaffo, è la mai prendo. Signori, signori, Dove c'è scritto? c'è lo Non si è mai visto scrivigliato. un avvocato di cacca. Che bella questa radio. Non me la faccia leggere! C'era la radio qui, dai. E vabbè, c'era la radio. Dai, io. E vabbè, la troveremo la radio. Andiamo avanti col processo, signor giudice. Abbia pazienza. Allora, chiudete le porte, dai. Non esce nessuno da qui. Non vi muovete da qui. Ho Aio, capito. dai. Aio, se C'era la radio qui, aio. Ma via la troveremo, su! C'era lo stereo della macchina qui. Ho poco allo stereo, ma dai che si è ridotto.
Troviamo Boga alla radio, dai, ho ma chiuso tutto e mi dicevo antendi, Signor Zero giudice. road. Boga su stereo, dai. io signor giudice, per favore. Ma è un processo, ma non possiamo Mamma interrompere mia, per uno stereo. Sì. Ma nessuno ha visto niente qui dentro, un sacco di gente. Forse lo stereo di Io, ma signore. Maresciallo Capocollo agli ordini. Cosa c'è? So chi ha lo stereo. E parlano. C'era la testa. No. Ha fatto uno scherzo. Ma perché? Ho fatto uno scherzo. Non si è accorto quando ho preso l'aria per fare lo scherzo? Non si è accorto quando ho preso l'aria per fare lo scherzo per ridere insieme? Noi? Ma frigato da gatti in te. Come volevasi dimostrare? Signori, che attendibilità può avere questa donna quando persino di fronte a questo onorevole tribunale dà per l'ennesima volta prova di essere una delinquente nata, una malata di mente? E va pisciai, doc, vai. Doc, va pisciai. Aio, dai. Oibo. Ho fatto uno scherzo. Dai. Sì, il lupo Signor perde giudice. il pelo, infatti. Ma io perlo non è perlo, no. Oibo. Davanti a ciò che abbiamo testé visto, Guardi che era uno chiedo scherzo. l'arresto della teste Piredio Adelina poiché colta nella flagranza del reato di furto con destrezza. Arresto fuori, dai. Ma guardi che era uno Dai. scherzo. Ma guardi che Aio, era dai, Boga. uno scherzo fatto scherzando. Era uno scherzo scherzoso, Eia. signorina. Sì. Era uno scherzo, signorina. Signora, a questo punto io non credo che la Corte sia più propensa a darle ragione. Che cosa ne sarà dei suoi figli? I miei figli se vogliono la radio se la comprano perché non ce l'ho fatta. Arriverello. Grazie. Arriverello. Si introduca il prossimo testimone, Antoni Cau, il cognato dell'imputato. Ecco, lei è un testimone, ecco, arriva da dove? Arrivo da Orune, Orune, ecco, dove si trova esattamente? a un tiro di mitra da Ollollai. Bene, lei stasera si troverà a dover difendere una donna. Io sono femminista, Signor Cau, per me è la donna prima di ogni cosa, sono emozionata, mi fa davvero piacere sentirglielo dire. anche prima dei pasti. Signor Cau, ecco, uno stile, ecco, ha intenzione di calcare la mano? Anche il piede se ce n'è bisogno. Si accomodi. Allora, consapevole della responsabilità che si mette ante a Dio, essere credente ante agli uomini, giurate di verità, tutta la verità, null'altro che la verità, dica lo giuro. L'hai studiato bene a costo, Lo giuro. Cioè, la parola all'accusa. Dunque, questo signore altri non è che cognato di Mitraglia, poiché la moglie, Maria Pireddu, è sorella di Adelina Pireddu. Egli inoltre è anche confinante, vicino di casa, pertanto egli è, Antoni Cau, è un teste oculare. E tu sei testa di... Sì, io sono testa... No, io non sono teste. No, dico- lei non si prenda troppa confidenza, per Vabbè. favore. Lei dica che... Cioè, lei è testa di cavolo e io sono... Ma come scherziamo? Per favore, signor Cau, lei è un teste oculare. E tu sei testa... Ma perché si scalda? Ma perché si scalda? perché mi dice queste cose a me? Ma cosa le ho detto? Le ho detto che lei è un teste oculare. signor- Torrava e bidorrara. Scusa, no, chiedo scusa, signor Cau, ma lei è vicino di casa? Sono vicino di casa. Oh. E per quello sono testa... Ma certo, perché lei ha visto, Cioè, io ho visto, sì. ha sentito. Eh. E lei è teste oculare. Oh. E se non lo sapevi, ti sto cara. Bene, Vai tra- ora vuole dire al giudice se è vero o no che Mitraglia beve. Lei deve dire solamente questo. Beve come una spugna sopprettore, beve tutte le sere, ve lo giuro, io ve lo posso dire. Io ve lo posso dire perché è vero, quando sbatteva il muro la sua donna, io c'ero quasi sempre lì presente, quando ubriaco un grande prepotente, spacca ogni cosa che gli passa in mano, quello di testa non è molto sano, è un caso d'emergenza. È un caso d'emergenza, sopprettore, voi lo dovete sbattere in galera, voi lo dovete sbattere in galera. È un caso d'emergenza, sopprettore, voi lo dovete sbattere in galera.
Mi sono spiegato. Mi sembra che sia ineccepibile questa dichiarazione. Mitraglia beve. A me sembra, signori, che la deposizione del teste sia stata animata da un eccessivo rancore verso la figura dell'imputato e mi chiedo se egli sia veramente indifferente. Ma cosa vuole insinuare? Calmi, Mi cosa risulta oltretutto che lei abbia avuto qualche dissenso in passato con la persona del mio cliente. Vostro onore, è una fandonia, una volgare insinuazione. Chiedo veramente che questa volta il test possa chiarire in merito su questa volgare fandonia. Ma è troppa confidenza per me se sta prendendo questo. Signor Cao, stia al suo posto, per favore. Si procede all'interrogatorio. Bene, signor Cao, lei dica al giudice, alla corte, alla giuria, se tra lei e Mitraglia ci sono delle pendenze. Beh, ognuno ha le sue dipendenze. No, come sarebbe? Lei deve dire se tra di voi c'è qualche pendenza. C'è qualche pendente penale? Non so cosa sta da essere, però. Vabbè, insomma, c'è qualche dissapore, c'è stato qualche litigio. Dico, tra vicini di casa è normale. Ma Magari che le mogli- besticciare con lui? Oh. Aspetta, besticciare. Come vedete, come vedete. Abitiamo fianco a fianco di casa. Armonia. Lui, cioè, mi prendeva le pesche del mio albero che gli andava nel suo cortile. Quisquilie. Lui aveva l'albero delle ciliegie che pendeva nel mio cortile, io gli rubavo i suoi pomodori, insomma. Non ho capito, ma se gli andavano le ciliegie, lei rubava... Siccome ciliegie non ne fa quella pianta, allora mi arrangiavo con i pomodori. Vabbè. Poi succedeva questo, che siccome io avevo il gabinetto in cortile una volta, no? Sì. Cosa succedeva? Che lui un giorno ha preso il muro, questo muro che Sì. ci divideva, e si è chiuso il mio gabinetto nel suo cortile. No, ma quando... Quindi io vado a cercare il gabinetto, dove la faccio? Ho detto. Non ho capito. Non c'è più il gabinetto. Vabbè, Cerca. Ha capito. Ho capito che cercando, era il gabinetto se l'era chiuso nel suo cortile. Orbene, e come fece? Orite. Orbene, e come fece? Cosa fece io? Sì. Prendo il muro e lo sposto. Bravo! Quando il muro non si faceva in tempo perché avevo voglia di farla, mi arrangiavo con una busta di nylon e cercavo di lanciargli la busta in cortile. Quando la busta era resistente ce la facevo, quando no me l'attaccavo alla facciata della mia casa del cortile. Vabbè. E quindi- così facendo, fai oggi, fai domani, lui spostava il muro lui, una volta lo spostavo io, alla fine mi sono stufato. Come? Andava avanti questo spostamento? Ma su... Allora lei da persona civile, qual è? Si è rivolto all'ufficio del catasto e ha chiesto una revisione catastale. Infatti ho preso 2 kg di tritolo, l'ho messo nel gabinetto e ho fatto saltare in aria. Muro e gabinetto, un odore. Che cosa ha preso? Un odore, il muro, tritolo. Ma dico, ma stiamo scherzando, signor No, Cao? no. Ma sarebbe bastata un'istanza per una revisione catastale. Ma questo non è stato possibile. E allora io ho preso il tritolo e l'ho fatta, riscoppiare in arto. Ma te aspetta che adesso, Io c'è qualcosa che non quadra qui. già quadrato, Scusate però. un attimo, di che istanza state parlando? Di un'istanza di bagno. Ma qui avete fatto delle affermazioni di esplosivi. Avvocato, Certo, procuratore. di bombette. Signori, come sospettavo, quindi evidente che esisteva dell'attrito tra il signor Mitraglia e il signor Cao. Inoltre, alla luce delle dichiarazioni testé sentite, chiedo che egli venga tratto in arresto per detenzione e uso di sostanze esplosive. Ma guardi che non ha capito niente, era una cosa fra me e lui. Non cerchi scuse, alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Vai. Oibò, di fronte a questa sconcertante testimonianza, chiedo al giudice l'arresto immediato del testimone per detenzione e uso di esplosivi, nonché tentato omicidio. Ma guardi che era una cosa fra me e lui. Non l'aveva mai saputo nessuno, ve l'ho detto per favore. Ma se ve l'ho detto per favore adesso in questo momento, che cavolo... Bastava una carta da bollo, ma via. Ma che carta da bollo? La carta da bollo non scoppia. È disposto l'arresto immediato del teste Antoni Cao. Signor Cao, ancora un momento per le nostre telecamere. Lei ci aveva assicurato di essere un uomo mite, un uomo tranquillo. Mitte, dinamitte. Ma signor Cao, ma mi chiedo io, perché non si è rivolto alla giustizia? E cosa si crede? Che se mi rivolgo alla giustizia e gli dico guardate che mi serve 2 kg di tritolo, mica me lo danno Ma quello. certo, signor Cao. La Ma ringrazio tega. comunque, grazie. Posso salutare gli amici miei? Ciao Rune, ciao. Sono innocente, molla, sono innocente. Non faccia storie, bombarolo! Chi è il prossimo testimone? Chiedo venga sentita la madre dell'imputato, la quale conviveva con la coppia Mitraglia-Pireddu, ovvero la signora Desolina Vacca. Orbene, entri dunque la vacca Desolina.
vacca desolina che fa la cacca ogni mattina, la fa di qua, la fa di là, la fa per su e la battono un po' giù. Tolon, 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 tolon. Oh, Dio mio. Buonasera signora. Mi sto pisciando, signori. Cortesia. Signora, siamo in onda. Ecco, si accomodi qua in questo punto. Stiamo in questo... inondando tutto. No, siamo in onda su Rai 3, signora. Questo è il punto. Dove posso pisciare? Qui? No. Ecco, si metta qua. Questo è il punto nel quale le luci ci inquadrano perfettamente. Siccome ho la pipì acida, Cortesia, signora. che mi scende nei piedi e mi spacca le dita. Per in mezzo cortesia, alle dita. signora, siamo in onda in diretta su Rai 3. Oh, io che non ce la faccio Per più. cortesia, signora, si tiri su. Voglio, mamma Ecco. mia, è brutto pisciare in televisione, vero? Signora? Signora, stia ferma un momento perché c'è un suo primo piano sulla 2. Bene, signori. Speriamo che ci mandi la cassetta quel signore lì. Perché Se lo scordi. Se lo scordi. Bene, signora, L'ha fatto? si tiri su, signora. Non mi sono mai vista pisciando, se me la può mandare. Per favore. Signori, una mamma. Una donna che ha assistito alle violenze su un'altra donna. Eh. Contemporaneamente è una mamma, è la mamma dell'imputato. Stasera deve difendere suo figlio. Signora, per cortesia, non entra Sto nella tenendo telecamera. perché sennò... Una donna che appunto stasera vedrà messi uno contro l'altro il suo amor proprio di donna e il Perché- proprio istinto materno. Perché Un l'altra compito- volta mi sono pisciate le scarpe e sono allargate le scarpe. Per cortesia. Un compito difficile quello della signora Vacca. Non fate così che mi fate pisciare addosso, davvero. Stanno facendo... Mo si pisce foste i voli, signorina. Una donna appunto che... Non ce l'avete un pappagallo? No, signora. Una donna che stasera si trova qua a difendere suo figlio. L'opinione pubblica, signora, l'ha già chiamata Madre Coraggio. Perché sono cafoni. Non ho messo il soprannome, beh, mamma No, coraggio. signora, non è... Bene, signora, lei quali armi intende adoperare per scagionare suo figlio? Lo piscio l'avvocato. Intendo dire, che cosa dirà la giuria per scagionare suo figlio da questa terribile Mio accusa? figlio è un bravo ragazzo, è buono come il pane. Signori, lo vede ancora come il suo pargolo, il suo fanciullo. È bravo davvero mio figlio. Signora, la lascio al processo, prego. Arriverei, signorina. Mamma mia, che arrossi. Venga, venga. Allora, mi dia le generalità. Cosa vuole? Le generalità, insomma, il cognome. Il cognome. Mi chiamo Vacca. Vacca, nome? Desolina. Desolina. In che giorno e in che mese e in che anno è nata? Sono nata il 18 agosto 1910 Dove? a Morgogioli. Morgogioli. Morgongiori, d'accordo. Sono morendo Allora, di pisciare, signor giudice. Non so se le posso fare qui. Veda adesso di avere un po' di pazienza. Perché ogni tanto in paese, quando siamo tre amiche parlando, la faccio, sembra che sia un serpente da sotto la gonna. Questi particolari li descriverà dopo in altra sede. Che Allora, andiamo con le mie amiche a pisciare in cricca. Veramente. consapevole della responsabilità che assumete davanti a Dio, se non credente davanti agli uomini, giurate di dire la verità, tutta la verità e null'altro che la verità dica, lo giuro. Amen. Lo giuro. Lo giuro. Amen. Sentiamo l'avvocato della difesa. Grazie, vostro onore. Signori, la signora Vacca Desolina ci potrà ora dimostrare che le accuse contro l'imputato non stanno in piedi. Si coricano tutte, vero? Ma che dice, signora? Mi che- lasci andare avanti, coraggio. La caccia rossa a terra, non portare me. Il signor Mitraglia, infatti, l'ha sempre, dico sempre, circondata di cure. Vogliamo pisciare così. Il vizio del bere del mio cliente gli è stato causato dalla sua infanzia travagliata, ma non per questo egli è un violento, no. È solo nato in una famiglia sfortunata. Non abbiamo mai vinto il Totocalcio. Ma che c'entra? Ma è via? sfortuna scarognata Di così. quella sfortuna parlavamo. Una famiglia sfortunata, potete notarlo, signori, dalle evidentissime tare mentali della testimone qui presente. Mi oppongo! Mi oppongo, signor giudice. Sono interpretazioni del tutto inopportune che non devono essere permesse in questa sede. Il collega della difesa sta cercando di instillare in questa corte il dubbio circa la salute mentale dell'imputato. Va cagare, va cagare, va. Maleducato che non è altro. Lo dica a lei, signore.
Dubisce conco, dubisce. Questa opposizione è respinta, procuratore. Continui pure, avvocato. Grazie, vostro onore. Signora Desolina, coraggio. Ci racconti pure quale triste infanzia ha avuto suo figlio. Prego. Lui è buono e gli tirano le pietre. È cattivo e gli tirano le pietre. Qualunque cosa fa, dovunque se ne va, per sempre pietre in faccia prenderà. Quando beve gli tirano le pietre, se non beve gli tirano altre pietre. Qualunque cosa fa, se beve o se non beve, per sempre pietre in faccia prenderà. Sarà così finché verrà, sarà così. Son tutte buone le mamme del mondo e per un figlio di tutto si fa, riesce a nascondere il male profondo, questo ogni mamma d'un figlio lo fa. Beve bianco e gli tirano le pietre, vino rosso e gli tirano blocchetti. Qualunque cosa fa, dovunque se ne va, per sempre pietre in faccia prenderà. Sarà così finché verrà, sarà così. Mi biscio di adesso. Se mi dà un'altra scimbogliata è fatta. Oi, oi, oi. Chiedo, signor giudice, di poter appurare, di poter chiarire alcuni punti oscuri su questa Già deposizione. scocciolando sta, guarda. È concessa facoltà di chiarire, però. Grazie. Signora Desolina, non tema, non tema. Con carità, non timo. Ho sentito parlare di pietre. Pietre, blocchetti e mattoni. Dunque, volevo dire, signora, quando il bambino era piccolo e gli si chiedeva Salvatorino, che cosa vuoi fare da grande? Lui cosa rispondeva? Diceva che si voleva laureare macellaio. Chiedo scusa, che si voleva? Voleva laureare macellaio. Beh, perché lo sanno tutti. Uno si iscrive all'università in macelleria perché c'è il ramo di macelleria, no? Spiritoso, il ramo non c'è, però c'è il tronco dove taglia la carne macellaio. Vabbè, come... spiritoso. Oh, vabbè. Come andò con gli studi, signora? Hanno chiuso la scuola e non è potuto andare. Ah, e allora per cosa optò? Che cosa? Per che cosa optò? Boh. Che cosa scelse in alternativa, signor? Che cosa? Popcorn, ho capito. Avanti, orsù, signor, orsù, via. Orsù, elefantù. Avanti, signora, avanti. Che cosa scelse, insomma, in alternativa alla macelleria? Ah, cosa ha voluto fare a proposito di... Sì, signora, ma lei... È meglio così che... Oh. Ha detto, voglio studiare pompiere, mi voglio laureare pompiere. Ah, ha cambiato facoltà. Si vestiva da sirena tutte le mattine alle 7 meno 5. Io prego il No, 7 meno 4 minuti si vestiva da sirena e usciva. Faceva... Che bellino. Grazie. Che bellino vestito da sirena. Ma era bellino dove restava un po' magro col vestito di sirena. Restava un po' magro vestito da sirena. Eh. Ho capito. Signor cancelliere, io la prego di scrivere, signori della corte, vestito da sirena. Ma basta, insomma, ma signora, parliamo un momento delle violenze. Via. Lei ha assistito alle violenze. Sì. Ecco, la sua nuora arrivò già in stato di gravidanza al matrimonio. Sì, arrivò Vabbè. Oh. con la pancia piena di bambino, aveva uno. Ecco, che cosa mi dice in merito, signora? Che il ragazzo è stato preso con la violenza. Il ragazzo? Sì. Quale ragazzo? Gli hanno detto, vieni a casa a mangiare trip. A chi? A mio figlio. Ah, quindi lei vuol dire che è stato preso per la gola? Sì, preso per il collo. Ah. E gli ha detto, lei, tu fammi l'amore addosso. Fammi l'amore addosso. Insomma, praticamente lei lo sa che se l'ago si muove il filo non entra. Lo sa.
No, io non lo so, ma me lo spieghi. Se il lago si muove, cosa c'entra il lago con Mitraglia? Cioè facciamo finta che la ragazza è il lago La ragazza è il lago, quindi e punge. lui c'ha il filo a punta. Quindi la ragazza punge. Se il lago si muove, il filo non entra e non rimane incinta. Ah, ma lei sta parlando della cruna del lago. Della cunna, sì signora. Ma signori, ma dico è chiaro, no? Non c'è violenza, perché se il lago si muove, il filo non entra, ma basta! Signori, la Teste sta dando prova di non essere in pieno possesso delle sue facoltà mentali. Ha avuto riguardo all'etilismo che caratterizza tutta la famiglia, allo stato confusionale dimostrato sinora dalla Teste, chiedo che essa venga dichiarata non compos sui. Cioè non è colpa mia, non è colpa sua. Non proprio, signora, e che le venga applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di anni 5. Beh, la pensione me la danno lì. Richiesta colta. Si dispone l'accompagnamento della Teste a mezzo forza pubblica presso il manicomio giudiziario di Aversa. Signora, lei purtroppo non ha salvato suo figlio. Non so che cosa l'abbia spinta a rilasciare questo genere appunto Non di lo dichiarazione. so, che mi hanno... non lo so. D'accordo. Posso dire, salutare le amiche di Mragagiuri. Prego, signora. Registratemi la telenovela che sto arrivando. Bene, rivolgiamo ancora una volta la nostra attenzione al processo. Chiederò a questo punto, vostro onore, di sentire il verbalizzante, il maresciallo Serpisin Borghese, valoroso investigatore che ha condotto le indagini. Questo nome del maresciallo Serpis non mi è nuovo. Si tratta forse del maresciallo in borghese del nucleo antipiovra. Proprio lui, proprio lui. Pronto, pronto, pronto? Pronto? Qui il maresciallo Serpis in borghese. Hanno chiesto un'inchiesta? Ma si sa chi l'ha chiesta? C'ho sempre pronta la battuta. Prendo ladri e banditi ridendo. Per me tutto è facile. Non so se me rendo. Serpis in borghese, maresciallo. Per me non esiste l'intervallo. Son sempre pronto, sveglio come un gatto, con la zampetta pronta sulla coda. E col bandito non faccio nessun patto, a meno che si arrenderà. Maresciallo Serpis. Non so se me rendo. Maresciallo Serpis. Ma cosa state facendo? Son maresciallo Serpis in borghese, lavoro tutto il mese senza sosta. Milano, Orune, Val d'Aosta, frugando il mondo sotto e viceversa. Son l'unico che fa tremar la piovra, qui sotto non ci piovrà mai. Tre giorni fa sono stato minacciato, mi han detto stai attenta a quel che fai. Ed io ridendo, con grande faccia tosta, ho riso sotto i baffi e viceversa. Sono l'unico che fa tremar la piovra, qui sotto mai ci pioverà. Sono l'unico che fa tremar la piovra, nessuno mai mi ferma. Nessuno mai mi fermerà. Non so se me rendo. A proposito di piovra, ma mi sembra che sta sgocciolando, o no? Bene, maresciallo, lei è un uomo abituato ai flash, alle telecamere. Un uomo, pensate, che è spesso sulle prime pagine dei quotidiani perché risolve dei casi, ecco, quindi la sua figura è una figura molto importante. Maresciallo, ecco, lei per la sua figura appunto così importante non teme le intimidazioni che possono essere rivolte alla sua persona, ai suoi familiari? Al sottoscritto non mi fa paura niente. L'altro giorno mi hanno minacciato, mi hanno detto faremo fuori i tuoi fratelli e tue sorelle. Signori, cosa ci tocca sentire? Lei non ha paura? Io
Niente, Perché? sono figlio unico. C'era la battuta dentro, non so Ecco, se... dovevo appunto... Lei lo sa qual è l'uccello più indeciso di questa terra? No, Il passero. perché? Perché quando vede una strada dice passerò, non passerò. Il maresciallo Serpis, Non è davvero, una battuta pungente, però c'è la battuta davvero dentro. attento ecco, a queste battute Sa qual umoristiche. è il passato di pioggia? No, Acqua distillata. E c'è la battuta, eh? maresciallo, purtroppo qui non siamo in una sede dove veramente lei può esprimere il suo senso Mi dell'umore. dispiace, Bene peccato. maresciallo, torniamo all'argomento scottante, appunto le intimidazioni. Lei quindi non teme questo genere di intimidazioni, lei evidentemente ecco, ha uno stile personale di difesa. Che cosa usa per la sua difesa intima? Intima di Capizza. Lo sa che i giapponesi sono il popolo più antico del mondo? Perché? Perché prima di nascere erano giapponesi, cioè anche se i Complimenti. cinesi dicono no, siamo noi che eravamo nati prima perché noi eravamo gialli, cioè c'è la battuta, no, non so se mi rendo. Complimenti maresciallo. Grazie mille. Ecco, torniamo al tasto che purtroppo del quale parlavamo prima, ecco la sua difesa personale. Lei quindi non teme il corpo a corpo? Con lei no. Ma maresciallo, per cortesia. Maresciallo, la lascio al processo, prego. Arrivederla, ancora di dietro. Entri, maresciallo Serpis. Cognome, Serpis, nome, maresciallo. È maresciallo. una battuta, eh? È una battuta. Lei continua a scherzare. Maresciallo Serpis, Maresciallo, nome? nome è Nicolino, Perciò Serpis Nicolino. in borghese, perché Coniugato, mia però. moglie si chiama borghese. Perciò È una coni- battuta. Ah, ma è tonto, non afferra subito questo qua. Non le afferra, le battute belle non... No, non se la Soprassediamo. prenda, si sieda sopra. Su. Allora, lei conosce bene la formula del giuramento. Tagliamo Lo corto. giuro, lo giuro. Allora, lasciamo perdere. La parola Che poi all'accusa. tra di noi non c'è bisogno manco di giurare. Ma ci quale tra di conosciamo. noi? Ma cosa ci conosciamo? Ci conosciamo. Ma stia al suo posto e lasciami al mio. Parola all'accusa. Carissimo maresciallo, lei raccolse la denuncia della Pireddu la notte della festa del patrono. Si precipitò sul luogo del misfatto. Ora vuol raccontare al giudice quale scena si presentò ai suoi occhi in casa del mitraglio. Prego. Io entrò in quella casa. Io entrai. Io andò. Io andai. È una battuta, Ma si vabbè. sa. Ma c'è il cancelliere che verbalizza, quindi... Io mi portò sul posto. Vabbè, Entrai dentro questa casa, torniamo all'italiano corretto. sì. Scrivi correttamente, piccola. Scenda nei particolari. Non c'erano scale. Ho trovato nel letto della Pireddu un gambale. Un gambale. Signor giudice, chiedo scusa, un gambale. Quindi un corpo contundente. Un corpo contro un dente, sì signore. E dove lo trovò? Lo trovai nel letto della Pireddu. Nel letto della Ma e lei l'ha portato questo gambale? Sì, l'ho lasciato in portineria. Bene, vediamo il gambale, via. Venga portato il reperto numero 1. Si tratta di un gambale di tipo sardo. C'è come stampata una lettera, una A. Ah. Quindi è un gambale firmato. Potrebbe essere l'iniziale magari del proprietario, o il nome o il cognome. Perché dunque non seguire questa pista? Maresciallo, emerse qualcos'altro? Sì, c'era come una specie di odore di berreto. Odore di berretto? Sì, c'era odore di berretto. Quell'odore di berretto tipo fetta di melanzana fritta. Acre, unta. acre. Acre. Secondo lei, che cosa vuol dire la parola berretto? Cioè, scomponiamo la parola. Qui c'è la battuta, eh? Berretto. Copricapo, un copricapo. Berretto. 10 berretti, quanto fanno? 10 copricapi. Ma Fanno un ber chilo. È tonto, non capisci niente. Ma guarda che... Un per chilo. La capita. possiamo proseguire col processo? Che differenza c'è tra l'autoradio e la moglie? Guardi che è facile. La capita? No, no. Che differenza c'è tra l'autoradio e la moglie? C'è che quando ti fotono l'autoradio te ne accorgi. Allora, Non l'ha capita. Non andiamo l'ha capita. avanti. Oh tonto, ma se non l'hai capito. Basta, maresciallo. Lei ha superato ogni limite. L'allontano per oltraggio alla corte.
Beh, Stai calmo. Venga condotto fuori dall'aula. Me ne vado da solo. signor giudice, Maresciallo. lasciamo cadere la cosa, via. Maresciallo, sono dispiaciuta, costernata per ciò che ho visto. Ma Lei- fregatene piccola. Maresciallo, lei ha pure una carriera militare, lei non teme per il suo futuro dopo ciò che è successo in Io aula? se mi sbattono fuori di qua? No. Io innanzitutto devo girare un film. Un film. La seppia numero 3. Però, E poi mi apro una caserma per conto mio. Ciao piccola. buonasera Maresciallo. Posso salutare? Prego. Approfitti delle nostre telecamere. Ciao. Ma cosa sono tutti questi saluti? La ginnastica è salutare. È una battuta. Odonto! Signori, la deposizione del maresciallo Serpis è stata alquanto contrastata, però ha apportato un nuovo importante elemento ai fini del processo, un gambale sardo. Bene, di chi era il gambale e soprattutto perché si trovava nella stanza da letto dei coniugi Mitraglia Pireddu? Una faccenda che si tinge di giallo ma che sicuramente potremmo pian piano svelare, districare. Bene, diamo ancora una volta la parola al processo. Bene, signori. C'era un ragazzo che come me beveva il litro del bottiglione. Ma un momento! Trattasi di mitraglia! Girava i bar di qua e di là e poi finiva dal medico. Stop col bottiglione, stop col litro, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due cirrosi a tre. Ma lei è Ettore Mitraglia? E non si sente dalla mitragliata. Oh, Lei è stato dichiarato contumace. sono stato dichiarato. Lei era contumace. Ero con Sì, Conto lei era Marcello. contumace. Da Conto Marcello ero. Significa da conto Marcello. Un mio Lei amico. doveva essere qua alle 21:30, aveva un mandato di comparizione per le 21:30, proprio Io qua in avevo un quest'aula. mandato di cottura per un porcetto di 7 kg. L'abbiamo cotto e mangiato a casa di Conto Marcello. Sì, ma lei doveva essere qua. Breviato Conto Macci. Non so se questa scusa sarà valida per il... Non lo so, Per e il stavamo pretore. mangiando e guardando la televisione. Si è visto uno che hanno parlato di uno che maltrattava la moglie, che portava i bambini al bar, che poi c'era la suocera che si stava pisciando. Poi hanno fatto vedere la moglie che è stata maltrattata. Ma scusi, ma lei che rete stava guardando? Rai 3. Ma lei stava guardando noi, guardi le telecamere, la 1, la 2 e la 3, stanno inquadrando lei in questo momento. Lei stava guardando noi, questo processo. Mi stanno inquadrando. Certo, stiamo andando in onda in tutta Italia. Maccia, come va? La sa lo cedula. Stiamo andando Ma in sa onda in che io tutta lei Italia. l'ho vista in Ma certo che televisione. mi ha visto in televisione, L'ho signor vista Mitraglia. lì. Senta, signor Mitraglia, io non vorrei peggiorare la sua posizione, peraltro già critica. Si accomodi in aula, prego. Arriverella, signore. Buonasera. Dato che l'imputato è presente, procediamo al disbrigo delle formalità. Lei si chiama Mitraglia Salvatore, nata a Budusò il 1 aprile 1939? Lo giuro. La parola al pubblico ministero. Bene. Se vostro onore mi consente, vorrei enunciare ed elencare i numerosi precedenti penali. Si potrebbe fare a porte chiuse questo processo. Ah, perché? C'ho freddo. Questo è un processo pubblico. Si prosegua. Io che ho fatto una domanda chiedendo. Mitraglia, non interrompa, per cortesia. Perché poi potevate dire, lei non l'ha Mitraglia, per chiesto. favore. Io l'ho chiesto. Mitraglia! Non mi è stato Mitraglia, per favore. Non mi è stato accettato. Mitraglia, per favore. Dicevo, se vostro onore mi consente, vorrei elencare i precedenti penali di Mitraglia. Che parla questo? Una sfilza di precedenti, uno più grave dell'altro. Molestie, ingiurie, schiamazzi notturni, disturbo della quiete pubblica, ubriachezza molesta, violazione degli obblighi di assistenza, maltrattamenti in famiglia, furto di una motobicicletta, implicato nel crack del Banco Ambrosiano. Pa' cagare, ho capito. Vostro onore, chiedo che venga effettuata la prova del palloncino. Hai due scallo. Si porti in aula un palloncino.
Ne ho squagliato 7 ieri. Sono terminati, signor giudice. A questo punto non ci resta che fare la prova dell'alito. Senta, se possiamo fare la prova mosca. Serve pertanto una mosca. La mosca c'è. Bravo. Complimenti, bravo. Allora, siete attenti? Qui c'è la mosca nella mano. Sì. Io soffio. Se la mosca vive vuol dire che io non sono ubriaco. Se la mosca muore, muore vuol dire che sono ubriaco. Pronti? Attento, signor giudice. Stecchita! No, non è stecchina, è dormina. Sembrerebbe deceduta. È morta, è morta. È morta. Proviamo la prova a schiaffo. È morta. Deceduta. Non... È morta, è morta, è morta. Mitraglia, che cosa ha dunque da dire in sua discolpa? No, Mitraglia, per favore. Io mi dichiaro pentito. Mitraglia, non faccia C'è il il bambino. 50% di sconto. Ma per cortesia, non è un processo, cosa siamo? All'UPIM, non ho capito. E allora mi dichiaro prigioniero un po' liquido. È un politico. Dicevo, Mitraglia, lei deve affrontare le sue responsabilità, su di lei gravano delle pesanti accuse. Dica un po' al giudice dov'è che lei portava i bambini il giovedì. Lo portavo all'oratorio. Falso! Li portavo all'oratorio. Falso! Mitraglia, andiamo avanti, su, dove li portava? Passavo al bar a prendere la gazzosa. A prendere le gazzose. Bene, dicevo, Mitraglia portava i bambini al bar, signori della giuria, pensate, in un ambiente malsano, a sentire le parolacce, ma non solo, ad insegnare ai bambini che la mamma, la moglie dunque, era una peripatetica. Per che cosa che non ho capito? Una prezzolata. Prezzemolate, Mitraglia, una poco di buono, una sgualdrina. E mica ho detto che era bagassa. Signor Mitraglia, queste parole, via, si pulisca la lingua. E lei si pulisca il... Eppur agli albori del vostro amore ci fu del tenero. È vero? Perché ci amavamo quando eravamo giovani. Ci amavamo. Cosa successe dunque? Mi ricordo, io la portavo sul palmo della mano. Sul palmo della mano? Una volta me ne è caduto nel fuoco, però l'ho spenta subito. Fatto studare subito. Un'altra volta si era buttato in acqua. Ah, suicidio? Si voleva suicidio. Sì. E si è buttato in acqua, mi tuffo io sott'acqua cercandolo mezz'ora e mezzo. Senza respirare. Nuotando sono uscito fuori, alla fine non ce la facevo più a respirare. Sì. Un odore di gomma americana. Perché? Sono sbucato sotto il ponte di Brooklyn. Orsù. Su via Mitraglia, su via Mitraglia. Che cosa ha dunque da dire in merito alle accuse, alle violenze che lei ha usato su sua moglie? Ma io non ho usato violenza, è lei che mi violentava, mi diceva attaccati al lampadario, accendi la luce rossa, sdondola, buttati giù come fa Tarzan e infilzami. Quindi lei adesso rovescia le parti, prima lei era Cita e poi Tarzan e poi invece il contrario. Perché? Cosa ha raccontato? Cosa di questo? Ma per favore, ha raccontato il contrario, ha raccontato, Mitraglia, per favore. Si dice addirittura che lei salisse in un armadio, Mitraglia. Cose indicibili. Era lei che saliva sull'armadio, gliel'aveva insegnato la nonna. Parli chiaro, ecco, a lei ammetta le sue colpe, dica che cosa ha da dire, insomma, la sua discolpa. Non si faccia sono innocente. No, se lei è innocente, non è così, Mitraglia, avanti, su. Non mi credo. Non la posso credere perché ormai gli atti parlano chiaro, Mitraglia. E se gli dico che io in casa mia moglie c'ha l'amante. Che cosa? Mi fa le corna, mia moglie. No, Mitraglia, è una cosa seria questa. Lei sta facendo un'affermazione di una particolare importanza. Perché? Se si scopre, puta caso, che sua moglie ha veramente un amante, si può anche ipotizzare che tutto sia stato macchinato nei suoi confronti. Mia moglie c'ha l'amante. Ma e lei l'ha visto questa amante? Non l'ho visto, però ho trovato un gambale in casa. Un gambale? E dove l'ha trovato? Nel letto. Un altro gambale? Un attimo, una cosa importante, signori, siamo a una svolta. Lei ha trovato un gambale. Gambale. E lo può provare? L'ho già provato e mi è stretto. No, Mitraglia, voglio dire, l'ha portato, lo può esibire? Sì. E allora lo tiri fuori. Guarda che grosso. Glielo metto lì sopra.
Si tratta di un cambale di tipo sardo e c'è come stampata una lettera, una C. C. A. C. Salute. Per favore. Dico AC potrebbero essere le iniziali del proprietario, signori. Vabbè, corna ci sono. È una traccia, ma lei ha mai intravisto quest'amante? Sono innocente. Ne ricorda le fattezze? Non l'ho mai visto. Ma magari così tra i fumi dell'alcol. In mezzo al fumo dell'acqua non lo devo No, dico- buffo, un bel che di fumo. E vabbè, ma magari quindi lei l'ha pur visto qualche volta muovendosi lì, non so, ricorda Sì, ho qualcosa? visto queste ombre che si muovevano, però... Ma possiamo fare qualcosa? per la Signori, verità? chiedo che vengano fatti accertamenti ulteriori su questo fatto. L'imputato deve ricordare. Sì, certo. Deve E come- ricordare, quindi propongo che venga sottoposto a un test particolare. Quale? Il lie detector, la macchina della verità. La richiesta è accolta. Stia calmo. Oh, c'è il cuore che mi Si fa... sottoponga l'imputato Mitraglia Salvatore alla macchina della verità. Non tema, Mitraglia, non Ma tema. io non è che temo, mi tremano le mutande. Siamo all'epilogo. Venga qua. Ma questa sedia cos'è? Una sedia... Una sedia elettrica, No, non è una sedia a elettrica. batterie. Su, Mitraglia, si sieda. Lei sentirà solo degli aghi andare e venire. Ma guarda che se il lago si muove il filo non entra. Mitraglia, sono aghi senza cruna questi. Qualche volta ha pur visto quest'individuo circolare in casa sua. Sì, Lei magari qualche volta ne ha anche sentito i dialoghi. Ecco, si sforzi sì, ho adesso. sentito i diavoli che dicevano. I dialoghi, si concentri, stia calmo, si rilassi. Pensi bene a questo individuo. Ecco, la voce. Beve come una spugna sopratore, beve tutte le sere, glielo giuro. Signori, ma questa è una voce familiare. Io c'ero quasi Certo. sempre lì presente. Abbiamo già sentito questa. Questa è la voce di Antoni Cau. Sì, sono certo, mi sembra proprio lui, però Ma lui ambala. è solo Mitraglia che ce lo può svelare. Allora, Mitraglia, Mitraglia, si sforzi adesso perché è il momento più delicato. Mi sto sforzando. Tiri fuori tutte le sue reminiscenze inconsce. Si concentri. Si sforzi, Mitraglia. Mitraglia, si sforzi di più. Io credo che questa voce appartenga, signori, lo voglio dire, ad Antoni Cau. Ecco, se è lui, Mitraglia, se è lui, si sforzi. Ci dia un segno. Ci lanci un segnale, Mitraglia. Si concentri. Si Si sforzi. Si sforzi di più, Si sforzi. Oh, io. Oh, io. Oh, il culo. Innocente. Salvatore Mitraglia era innocente. Ha lottato, sofferto, combattuto, ma alla fine la giustizia ha trionfato. Salvatore Mitraglia, per sempre, per la storia, bianco come un ciglio. Salvatore Mitraglia, innocente.